Matteo Spagnolo, ancora Tinkle che va di end off per Juskevicius che gioca sul blocco di McNeese, la palla alzata, poi il rimbalzo per Udom, apertura per Clark, ecco il drag con Nick Perkins, fuori per Harrison, classica logo tripla, Harrison con 7 punti consecutivi, vuole togliere la ricezione al numero 7, ancora Perkins cercato da fermo contro Dime, lo riattacca, alza la parabola, gran canestro per Nick Perkins e palla in punta per Poeta, si ricomincia con 10 secondi, Poeta ancora sul blocco di Dime, lo scarico per Pecchia e questa non la può sbagliare, però il tiro con la mano sinistra è molto debole, arriva una specie di airball, ora Harrison si ferma in transizione, tripla dal palleggio, palla che viene raccolta da Zanelli, a superiorità numerica Brindisi la sfrutta con Adrian, palla interna per Perkins perché Dime era caduto ed è rimasto nemmeno il corpo per provare a spendere un fallo, due molto facili per Adrian, ora Spagnolo si arresta nei 5 metri, buono il suo jumper, i suoi giocatori in campo al momento, ora Spagnolo riceve da molto lontano una finta contro Nick Perkins, brucia la retina sulla sirena, 3 punti per il lituano, meno 18 ora per Lavanoli, ancora Perkins va via di forza e di velocità contro Dime, due difese un po' molli contro Nick Perkins, spazio per Giovanni McNeese, ora Kwonu a tirare sulla testa di Wes Clark, grande esecuzione che si affida a Harrison, attende Clark e Gaspardo per le doppie uscite, ecco il blocco di Udom, ancora per Harrison, raddoppiato, resta bene con lui Pecchia, però Harrison è troppo forte, ora lo scambio con McNeese, ecco il cambio difensivo, può esplorarlo Kwonu in palleggio, lo fa con lo step back, tripla a bersaglio per David Kwonu, Harrison, ecco il blocco di Perkins, ribalta e scambia con Zanelli, altro blocco di Adrian, 4 secondi, da lontanissimo ancora Harrison e questa la butta dentro, Leppi Casa torna più 16, 6-5-4-9, Spagnolo si alza sull'assist di Poeta, adesso è lui e si ricomincia a giocare con Zanelli che va da Adrian, si appoggia ancora Redivo che ha un fire e spara la terza bomba consecutiva e Lucio Redivo spacca nuovamente la partita e la partita si chiude così col successo dell'Epic Casa Brindisi su Cremona per 87-65.